Emergenza e formazione. Possiamo considerarli due pilastri per il Radio Club Levante, il gruppo di volontari che da oltre 25 anni opera sul territorio del Tigullio, nato da una comune passione. Noi nasciamo come radioamatori, come CB, siamo raggruppati una ventina di amici, appunto 25 anni fa, con la passione delle comunicazioni radio. Non c'era internet, non ci sono i computer e quindi abbiamo fatto gruppo di amici così, i cosiddetti baracchini. Dopo poco però ci siamo accorti che le comunicazioni radio sono molto importanti, possono essere utili e quindi abbiamo trasformato la nostra associazione in un qualcosa di positivo, in qualcosa di costruttivo, di punto di protezione civile. Dal 1993 l'associazione è progressivamente cresciuta, entrando a far parte della Federazione Italiana Rice Trasmissioni e nel Sistema Nazionale di Protezione Civile. Oggi può contare su un numero significativo di volontari debitamente istruiti su come comportarsi nelle situazioni di difficoltà per prestare aiuto. Partiamo da questo presupposto, che non si deve improvvisare nulla. Oggi il volontario rispetto a giusto 25 anni fa è preparato, sa come muoversi, è formato, è la cosa basilare. Noi quando arriviamo sui posti non dobbiamo fare domande, non dobbiamo chiedere nulla, sappiamo come agire, per cui la nostra sfida è quella di avere persone preparate, sempre pronte e che non siano di intralcio ma siano di aiuto, che poi è il nostro compito. Noi non dobbiamo aggiungere difficoltà a chi ha già difficoltà, dobbiamo risolvergliele. Ecco, con i ragazzi formati che hanno fatto appunto corsi di formazione, hanno studiato e sono anche preparati fisicamente, riusciamo a avere queste soddisfazioni che poi la gente appunto con una stretta di mano, una pacca sulle spalle ci ringrazia e di questo noi siamo felici. Un quarto di secolo caratterizzato da progressive conquiste. Oggi il Radio Club Levante ha 5 sedi dislocate in varie zone del Tigullio, un gruppo antincendio boschivo, un'unità cinofila, un gruppo di mountain bike per il monitoraggio nelle aree parco e un impegno che si rinnova di volta in volta nello spirito di servizio. Agiamo in ambito sia regionale che in ambito nazionale, quando ci chiamano rispondiamo presenti.